Il vero sanguinaccio napoletano. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo ad un dolce tipico di carnevale che si fa in Campania, il sanguinaccio, e lo facciamo con il sangue di maiale. Parentesi, il maiale deve essere sano, non deve avere malattie, deve essere vaccinato, deve essere allevato in modo sano, quindi non andate da qualcuno, perché tanto comunque la vendita è vietata, da qualcuno che conoscete a malapena e lo andate a prendere. No, dovete conoscere bene l'allevamento, le persone che allevano gli animali e farvi dare un sangue sicuro. Si prendono un sacco di malattie dagli animali non vaccinati, quindi mi raccomando, vi prego, se non avete la possibilità di trovarlo, lasciate stare, fate quello a doppia crema al cioccolato, c'è anche il video con quello, e andate tranquilli. Me lo avete chiesto, quindi forse avete la possibilità di avere un sangue di maiale sano, lo ripeterò fino allo sfinimento, mi raccomando, da animali sani. Facciamo questo sanguinaccio, che è la ricetta diciamo che aveva mia madre, che poi era quella di mia zia, e è una ricetta abbastanza antica. Infatti nella ricetta originale per esempio c'è la sugna, invece metto il burro, e ci sono delle piccole variazioni che comunque non inficiano il risultato, che veramente è un'altra cosa. Facciamo questo sanguinaccio col sangue e facciamo anche poi la prossima ricetta i savoiardi, quelli da pasticceria, perché quelli là tipo industriale già li ho presentati per quanto riguarda la mia sezione del carnevale. Quindi cominciamo a fare questo sanguinaccio col sangue di maiale, mi raccomando, sangue sano, da animali sani, se no, come diceva Totò, desistite. Io vi saluto e alla prossima. Incominciamo con gli ingredienti. 125 grammi di sangue di maiale, che poi filtreremo, perché come vedete appena si smette di girarlo o di tenerlo diciamo in sottovuoto si incomincia già ad aggrumire, quindi dovremo passarlo, filtrarlo attraverso un colino. 125 grammi di zucchero, 15 grammi di farina, 35 grammi di cacao amaro in polvere, 125 grammi di latte intero, oppure del vincotto come si metteva anticamente, scegliete voi, io metto il latte ovviamente, 15 grammi di burro o come si metteva anticamente di sugna, 110 grammi di cioccolato fondente al 72%, se non lo trovate al 72 va bene anche un 50, però diminuite lo zucchero, mettete un 15 grammi di zucchero in meno. Poi abbiamo della vaniglia, io in questo caso ho un'essenza di vaniglia o altrimenti la bacca, la vanillina io non la consiglio tanto, però se non trovate niente mettete la vanillina. Poi abbiamo della cannella e 15 grammi di cedro e di scorzetta di arancia candita. Vi ho detto tutto e adesso passiamo a produrre il nostro sanguinaccio. Incominciamo con il setacciare il nostro cacao in polvere amaro e la nostra farina, tutte e due insieme. Finito di setacciare farina e cacao in polvere, adesso incominciamo a mettere il nostro sangue. Anche questo dobbiamo setacciarlo un po' alla volta, perché può avere dei grumi, quindi conviene sempre setacciarlo, e misceliamo un poco per non far fare grumi sotto, così, benissimo.
mettiamo altro sangue piano piano. Vi ribadisco, sangue sicuro, sangue che sappiamo da dove viene. Ecco qua. Adesso ce lo integriamo nella nostra farina e nel nostro cacao. Senza far fare grumi, quindi fate una bella girata, perché poi dobbiamo aggiungere anche il nostro latte e poi il tutto andrà, una volta aggiunto anche lo zucchero che aggiungiamo adesso, ecco qui, aggiungiamo anche lo zucchero. Benissimo. Adesso ci mettiamo il nostro latte e passiamo tutto sul fuoco. Ormai insomma tutti i nostri grumi, se ci fossero stati, si sono sciolti. Abbiamo messo anche il nostro latte intero. Adesso passiamo sul fuoco, lo facciamo diventare bello caldo e ci aggiungiamo il nostro burro. Ho passato il mio sanguinaccio sul fuoco e adesso dobbiamo girare fiamma bassa per almeno mezz'ora, però questa quantità è minore rispetto insomma, a quella che io faccio di solito, quindi penso che anche 15 minuti possa andare bene. Vediamo fino a quando non si addensa bene. Adesso lo facciamo diventare bello caldo e poi ci aggiungiamo il nostro burro. Ora che è bello caldo aggiungiamoci il burro o lo strutto secondo la scelta che avete fatto. E incorporiamolo. Sono passati all'incirca 10 minuti, io adesso chiudo perché si è addensato, quindi per me va bene così. Chiudo e aggiungo a fuoco spento il nostro cioccolato, che io vedete ho tagliato a pezzi. Se poi voi avete le cialdine già fatte ancora meglio, altrimenti vedrete che si scioglierà comunque. Con un po' di pazienza lo facciamo sciogliere. Questo ha un altro gusto rispetto a quella classica doppia cioccolata che facciamo, però ribadisco, lo dirò fino allo sfinimento, sangue sicuro, sangue sicuro. Insomma, non voglio responsabilità in questo senso. Io ho anche il video con la doppia crema al cioccolato, quindi, però questo mi è stato proprio richiesto, quindi io lo faccio proprio perché mi è stato detto: ma che sanguinaccio è senza sangue? E allora eccolo qui, ecco la ricetta del vero sanguinaccio. Vi dicevo già prima che, ecco qui, se è bella sciolta, vi dicevo già prima che comunque al posto del latte si può mettere anche il vincotto e adesso noi ci metteremo i nostri canditi, il cedro eccetera, ma si possono aggiungere anche nocciole, noccioline, noci, come ci piace, frutta secca sbucciata e messa dentro tranquillamente. È una cosa che si faceva. Vi volevo dire anche un'altra cosa, che con il sangue del maiale si fa anche un salame, e questo nel salernitano
un salame come noi facciamo il salame di cioccolato, ma fatto col sangue. Ecco qui, vedete com'è bello liscio? Questa è l'importanza del sangue, che non deve avere grumi, non deve essere vecchio, insomma, deve essere un sangue che, come si ha sicuro, sicurissimo, si usa. Ecco qui, adesso ci aggiungiamo le altre cose. Ci aggiungiamo il nostro poco di vanillina, se usate la vanillina, o queste gocce di essenza, o la vaniglia vera e propria, che sarebbe proprio l'ideale. E poi ci mettiamo la cannella. La cannella è a gusto, io non ne metto moltissima. Io amo la cannella, ma deve essere giusta come quantità, ecco. Io poi l'assaggio, se ce ne vuole ancora ce lo aggiungo. Per aggiungere il cedro facciamo raffreddare un po', adesso noi ce lo mettiamo dentro a un contenitore e poi potremmo mettere in frigo, perché questo è il sangue. Questo più di 3 giorni, massimo 4, ma si deve usare, Invece la doppia crema al cioccolato, insomma, può stare tranquillamente anche una settimana. Il latte è pastorizzato perché l'abbiamo bollito, eccetera, quindi. Ora che si è intiepidito, io metto anche i miei canditi. Li ho tagliati piccoli piccoli. Poi vi ho detto, se ci volete aggiungere noci, altre cose come frutta secca, nocciole, mandorle, e a piacere si può anche aggiungere. Come si può aggiungere, se volete, un po' di liquore, quello giallo di cui non posso fare il nome, o un po' di rum, però questa è un'aggiunta proprio se vogliamo esagerare, ma nella ricetta originale non c'è. Ecco il nostro sanguinaccio pronto per essere servito. Buon dessert!